ora, commissione, subito, bisogna sentarsi, o siamo anche in piedi, ma che ora si sente bene la registrazione. Riguardo ai case Luzzati, gli abitanti dei case Luzzati all'inizio, che tipo di persone erano? Operai senza lavoro? Tutti operai, Piuttosto pieni a fame. perché era Pieni a fame. gli operai, lavoratori oppure lavoratori, oppure disoccupati? fra i quali erano disoccupati. Ma a maggior parte era operai, Tutti operai, no? Maggior parte, tutti. cioè non era qualche artigiano, qualche... No, là. Artigiani era 2 o 3 fiori, se ne sta il covo e chi faceva i casoai trovati. I faceva i casoai. Prima era sotto parone e dopo col tempo si è messo pronto su. Che aveva il negozietto là, era il laboratorio? No, fuori, non lo so. E dopo no, e poi era un altro che sì, anche che lavorava in casa. Che faceva cosa? Sempre casoai. Sempre scarpette. Casoai. Dopo era Zanata e Casoin là. Ah sì, Bruno. No, Giota. Tullio che era al supermercato prima del sole. Sì. Era molto tosato, insomma. Era dove che prima, adesso non mi ricordo le vie perché sono tutte. Era levato una stanzetta così, il casolino, era qui faceva il casolino. In fondo o in mezzo? No, in mezzo, all'inizio qua delle case usate, sì, a metà delle case mi usate, ricordo. sul centro. Che era anche una fontanea. Ecco, così a Fontanea, bravo, ti ricordi tu. Ma anche Juve aveva là. Mica aveva osteria? Sempre osteria. Sempre osteria. E ora se può dire che i case Luzzati, gli abitanti, erano tutti operai, insomma. Tutti operai. Era case operaie. Gli operai perché, guarda, sì, operai miseri anche perché qua erano tante case al Sabo, perché erano tutti abbastanza pioli ora, perché capiranno ai tempi nostri era così era. E il Sabo veniva a domandarmi te mamme, insomma, se mi presto 100 franchi, 100 lire per andare a fare la spesa al Sabo, finalmente che veniva in casa a suo marito, ecco, guarda, si ciappava, guarda in che condizioni si ciappava. E dopo tutti i tosati, anche i papà, insomma, mica l'osteria, cioè, io avevo il libro nero, ecco, non parlo solo, perché vendevo vino a esportazione, e dopo il sabato, domenica, non aveva che io, si trovava a giocare a volea, a fare la partita di carte o questo e quello, e ora notavo, insomma. E che toccava tante volte far credito. E tante cose, il libro nero, e dopo, fra tanti anni, dopo tanti anni, sono via anche col peso. Sì, Ma se lo c'è imbrogliata, stai attento, lo c'è imbrogliata da qui che poteva pagare, e qui che era i ferrovieri, e qui che era che poteva pagare, ma il povero fiol, te lo dico francamente, qui mi li ha dati anche dopo, qua mi li ha dati. Erano tanti qui furbi che credessero furbi, e dopo era stato aperto il bar che sta il Camarin qua, che era prima il bar, prima era per dove è il Casoin adesso, era Arturo, dove è il forno, sì. Adesso dove è il Casoin inizio, io era una stanzetta del bar, sì, del bar, pubblico deciso, e dopo gli passai per qua perché dopo si era fatto su di qua. Voglio dire, e per qua, sì, gli passai per qua, e ora qui e per qua, tutti i piedi che io mi veniva qua, perché io trovavo a farciolo qua. E ora sabato mi andavo al sabato sera, e te vedevo ti, andavo così, mi dico un nome che facevo. Toccai sei che mi dai era fastidio, vai già a paccarlo là. Dato capito? E ma io non dicevo, dopo mandavo i miei schemi, mi andavo ai segni, ho detto un nome che facevo. Non qua capite se ho mettermi cose. È logico. E ora io a proposito, quando che Gaverto qua il paese, diciamo che si era costruito il paese, io ho messo su 56 che ha messo su la bottega qua ora. Il 56, nel 56 ho comprato la terra qua.
e sono del 58. Da chi l'aveva comprata era? Il commendatore Lorenzo. Provera. Provera, sì, Lorenzo Provera. Provera era Provera, io era Lorenzo. E ora gli ho fatto accesa. Costava cara patera, per curiosità. Comunque mi ero pagato 1000 franchi, guarda, ti fai la strada. Ma subito qua io 1000 franchi. Cioè, ma rispetto all'epoca era tanto o poco? 2000 franchi era tanti. Ora. Ma fai la strada se te vuoi e avevo avuto perché era già incapparata tutto il blocco qua. E ora adesso è una storia anche questa. E siccome i tempi che mi ero boccia, nel 1907, 8, 10, dopo la guerra mondiale, nel 15 del 18, e a casa mia faceva i cariotti, siccome erano sotto a piani. Anche a Valtri eri cariotti? Sotto a piani. Faceva i cariotti, sì. E tipo, era da un per da boh 4, da 4 sì. Da boh faceva i cariotti? Sì, no, quei cavalli. E dopo io avevo sia cavalli dopo per trasportare a Crea. Cucchi bare, cucchi rode grandi, bare, cari con rode grandi. Come che chiamavi? Il bare? Il carretto, no, il carretto. Il bare è i campi che essere con ribaltabili. Questi qua ieri ribaltabili, ma eri la sottopanza dei cavalli. Era il carretto, era baltava. Ma altri faceva cariotti coi bo prima, perché? Coi bo perché i cavalli, dopo io cominciai i cavalli ora. Ma sempre sopra... Perché coi bo facevamo i cariotti perché andava a scaricare il carbone, quei cari, quei sponde, cari grandi, 4 rode. E gli metteva le sponde e riportava a casa il carbone da piani. Stiamo un attimo su questo discorso che mi interessa, no? E ora Valtri abitavi a San Giuseppe, sì, via Paludetti. Ah, in via Paludetti. E là avevi sti bon. Sì, perché i contadini a Gattera. Gli era contadini e in più facevi i cariotti. Ecco, i cariotti... Ma dipendenti da piani o per conto dei piani? Capito? Come adesso vedete trasporto conto terzi? Ero in affitto. Sì, come comunque poveretti, perché poveretti, e dopo lavorando così e poi si era fatto paroni di Astaia e ora io cominciai a fare i cariotti per conto suo e gli veniva a pagare da sto a piani i trasporti insomma e cosa si faceva trasporti patersi tutto che carbone la maggior parte perché le fornaci che andava a carbone ferrovia andava a stazione della roba appunto Scalo Merci ci avevamo neanche. A Bivia Mota, Ponte Calobardo e a Bivia Mota. Era tutta roba merci. A piccola velocità se stava, per la grande velocità era qua in centrale. Bisogna spostarsi a macchina. Dei cariotti e oltre a questo. Adesso vado avanti. Tutto il resto non importa, erano parentesi. Ora andiamo avanti, ora se che presentava sto gaglione. Sono commendatore Braia, sì, commendatore, sì, era mi dice, caldato, dice, di chi è il tuo figlio? Però Giovanni caldato, 3 gamare, beh, sta attento, però a te, hai imparato a capare, e chi che, sì, incaparare insomma, e te lo a te. Ma si vede in caparare, ora? Sì. Quel famoso milione? No, sto commendatore ha detto, l'aveva già incaparato sto lotto di terra, a un altro. Ah, per un altro. Ora si perde la capara, ho capito. Perché siccome qua non vuoi avere la cartapesta in faccia strada e che ti fanno un lavoro per bene, ora sto io che spiega facendo. Mi conosceva, io lo conoscevo. Sì. E gli ho dato che ti sia caldato, conoscevi i tuoi e mi ricordo a me che andavo quando io ero boccia. Era mi dice quanto? 2000 franchi. Porca miseria, come è andato questo? Niente da fare, figlio, guarda. Te me la paghi quanto vuole, dici. Ma però io te me dai 2000 franchi. Anche i 10 centesimi io ti miei, ma te me la paghi quanto vuoi, sotto vuoi. Ecco qui. Mentre la Rio era 1000. E quella di Rio era 1000 franchi. Ma in faccia strada così. Baldina dopo 2 anni era pagata 12.000 franchi. E che anno era?
Che io la compagna? Nì nel 56, e Baldini nel 58, 59, dopo 2 anni, 3 anni. È sempre sotto Chi è? Bruniera. Bruniera. Ma l'affare, chi è che lo combinava? Era l'affare? Era affare, no, siamo combinati niente personalmente, me e sto Gaion, con il commendatore. Con il commendatore? Provera. Provera, e basta, senza mediatori, senza nessuno, abbiamo fatto Gaion, chi era Gaion? un geometra. L'amministratore di Provera? No, io un geometra privato, sto qua. Geometra privato. Mentre chi aveva in mano tutto... Chi aveva in mano più o meno era Bruniera. Che aveva in mano i vari... E Favorito. Ma questo Favorito in che senso aveva in mano? Favorito, per Monaschei, no? Per Monaschei? A Cesa? A Cesa l'aveva per niente. E dopo che ha fatto quello che aveva suo, beh insomma affari suoi, non aveva fatto fare un culo così. Perché era? Perché dopo un po' di parole, quando andavo a Udine, sempre per trasportare la licenza da là e qua. Perché a Udine cosa che era? Perché era di altre richieste. Sì, ho capito, ma Udine per altri tabaccai. Udine è il nostro compartimento di Udine, c'è Udine i nostri comandanti. Ho capito, dei sali tabacchi. Dei sali tabacchi. Del monopolio. Sì, là c'è il nostro compartimento, i nostri comandi, i nostri paroli. E quando avevi a Udine ora? No, Udine mi rifiutava sempre. E io dice che era sotto sto Favorito, insomma, pensa. Che proponeva. Lo sapevo, sì, che Bruniera è Favorito, perché io avevo già tutto accaparrato. E perché se sarebbe un discorso lungo, poi era fondare che era. Perché aveva accaparato per cosa? E allora dove era il forno, dove io l'orefice, era tutto forno, era tutto forno, inizialmente. Tutto del forno dritto al fondo. E allora il piano era sto gran lavoro. E allora furbi, il Bruniera o Favaretto, tutti insieme, gli andai d'accordo con Fontana. Perché era Fontana? Fontana, sì. Parone del forno? No, Parone, era dentro in affitto da Arturo Camarin. Sì, va bene, che lavorava. Sì, che lavorava, era Fontana. E dunque io andai ora da Arturo Camarin con una carta buonata in bianco a dire che la firma diceva perché era fare un ricorso per le tasse e via seguito. E inizia la carta buonata era per chi ha fatto su che sta insindo che è Ionin Cagarin, Giovanni Pavan. E là, e allora Bruniera ha aperto, andava dentro io, Bruniera ha messo su un piccolo negozietto di manufatti, tra funari per donne, insomma. E là era destinato a mettere la tabaccheria. Ah, capito. Ecco, questo è il suo. Quel negozietto è? Ecco, il negozietto è. Dove, insomma, dai. E il negozio invece, ieri usare il negozio? No. Tutto forno era? Tutto forno era. E sto Bruniera... dopo io ho fatto dopo... Ma se ancora vivo, io non conosco neanche Bruniera, se ho vivo. Io sì, che abita subito dopo. Come mediatore, insomma. Mediatore. Carta in bianco. Sì, Bruniera è Sant'Angelo. Sì, di originario di Sant'Angelo? Sì, però so che abita a Sant'Angelo, dopo è il bar Sant'Angelo all'aeroporto, non so che Bruniera, tu a terra Bruniera? Sì. Formate no. Sì, no, mi so che era una delle vecchie famiglie Bruniera che trovai ancora una volta a Sant'Angelo, faceva esame. Tutta la terra davanti vicino a Chiesa, dove era il bar nuovo, credo la terra di Bruniera, ne credo. Ho capito. Non so sì. Bruniera, Sant'Angelo, sì, ma... Sì, ma basso, sì, lo so, te lo conosco, e tutto Bruniera... Ma ora il prete, adesso, in che senso che aveva? Io parlo che era il monopolio, ma il prete comandava, lui il prete, perché già era con Lorenzon. Perché sì, ma lui era in guerra perché sto Rio qua, a Santa Maria Silia, dove a Nassar, sul Paiuga, tutto sul Paiuga, che il comune ha dato, e d'accordo col vescovo, Santa Maria Silia, perché abbiamo contestato, perché nei nostri tempi né altri, del 50, quando fu io cammino, del 39 in via Ottavi, eravamo sotto San Giuseppe, frazione di Sant'Angelo, comune di Sant'Angelo e frazione di San Giuseppe, perché eravamo sotto parrocchia, eravamo sotto
e scuole erano sotto San Giuseppe e il comune sarebbe stato sotto Sant'Angelo. Ma che prete era prima noi che aiutati, perché erano tutti comunisti. Don Giuseppe Favaro. No, Favoretto dopo, Favoretto ne ha recuperato dopo. Il prete di prima era Don Favaro? Come non so chi che era, perché mi noi volevamo aprire i caggiustati perché? Noi volevamo caggiustati perché i comunisti dicevano. Allora, scuola come si dice chiesa, io sotto San Giuseppe. E a terra sotto Sant'Angelo, faccio per dire. Ma era vero o non era vero che era comunisti sta gente? Comunisti, insomma, non andava in chiesa. No, sono molto comunisti perché era fuori, Diego, perché... No, ma mi non volevo. Sì, siamo... era rossi, bianchi e neri, perché adesso non so, ma più o meno era tutti di sinistra la maggior parte. Non andava tanto in chiesa, in poche parole. Sì, non gli accomodava perché io da San Nicolò, perché San Nicolò era i bassi fondi. Ma ieri da San Nicolò no? No, la gente che trova le case e andai dentro. Io non volevo che chi facesse concorsi, non era che creano concorsi di case come che adesso. E anche la gente è stata a cavallo fuori delle medie perché tanti non potevano andare là, perché neanche i dieci franchi, i cinque di pagare la titolo. E invece comunque da parte di quelli di Sant'Angelo non voleva. Non voleva. Ma era solo il prete o era anche gli abitanti? Ma più o meno gli abitanti, i fabbricieri, il prete non comandava tutto loro, perché i fabbricieri, era Favoretto che non voleva fabbricieri. La maggior parte prima gli fabbricieri. Prima comandava i fabbricieri? Sì. Vera sta facendo? Comandava io ero presidente e vicepresidente come una società, che il presidente e vicepresidente dopo. Io si ricorda che ho fatto? Mi ricordo, e sì. chi era i fabbricieri di Sant'Angelo all'epoca? Io non si ricorda i nomi perché... Qua era Iob. Ah, io. E dopo era un altro, sì. Artuso? Gli Artusi gli hanno parlato di me. Quelli era sempre... Dopo era un altro che stava, no, che era a Tecla, su che vedete che soffiò e gli era Manassiale di... Basso? No, niente. No, che era che beveva forte anche, lo conosco. Non importa, Sì. non importa i nomi, ma insomma sto fatto prima del Don Favoretto, era i fabbricieri che nel paese, nella parrocchia, controllava un po' la situazione, insomma, che consigliava il parroco e... Ecco, perché il presidente, vicepresidente, segretario, gli era conosciuti insomma nel paese. Era lui che comandava, perché andava a questo, gli era i fabbricieri, come io provoco adesso, andava a questo per i case, i fabbricieri diciamo, insomma, per parrocchia era tutto così ai tempi, come mi ricordo anche a San Giuseppe, i fabbricieri, tutti i paroni in casa più importanti. Più importanti, che andava... No, si ricordo quel parco. Dopo adesso. In poche parole, diceva male insomma di queste case usate. Mi voleva, ecco. Perché non le vuoi? Era San Giuseppe, ne gli ha accettato, perché le scuole per me era più comodo, perché veniva attorno ai fiori, siccome San Giuseppe da piani aveva fatto anche l'asilo, era le suore, gli veniva attorno ai fiori e case usate le suore, veniva attorno in casa e mi accompagnava e mi portava a casa. Cosa? A piedi, erano questi movimenti di adesso là. E indossore e coronava questi fiori e li portava a scuola e dopo se li portava a casa, gli eravamo sicuri di fatto nostro e non mi interessava andare sotto Sant'Angelo, non volevamo andare sotto Sant'Angelo perché non avevamo che comodità che avevamo capito fiori e con che scusa così anche qui a prima elementare oltre qui all'asilo si coronava qui che andava a scuola e portava a scuola e scuola era subito dopo il capitello, solo il capitello sì, perché adesso e per me era bene Dio, non mi interessava Sant'Angelo. Vi sentivi più sotto San Giuseppe? Mi sentivo sì, perché gli avevamo tutti, gli avevamo a Geovai. E ora sapevi che quelli di Sant'Angelo dicesse pure? No, ma se chi fa, io andavo cercavamo di andare... No, tagliai fuori, non tagliai fuori da Eurico, non volevamo... Non avevi rapporti con Sant'Angelo? No, niente da fare, non volevamo... Con San Giuseppe semmai. E con la città che gli era rapporti di più? Sì, lei con la città per forza. In che senso? Come rapporti con la città? Con amicizie frequentabili? Come dopo quel seguito sì, ho fatto il movimento dell'esercizio, dopo finì la guerra, ho fatto il Sale da Bar, ho fatto questo. Ho fatto il Sale da Bar dove? Là,
ancora, non lo stagliano. Perché sono base, E allora dopo i bombardamenti, allora era chi che vendeva Piere, accaparatori, il camarin qua, e che certo faranno i pellegrini, via a Sant'Angelo per qui, e li facevano le Piere, ora le case dei locali, con i baldenti, faceva il cariotto, porta a casa queste Piere, ora qui le case usati, gli occupai, ora che davano un tocco di pane e vino, e poi anche mi scassinavo tutte le Piere, insomma ho fatto tutto in comunità, per i giochi e mai sono ieri alboni alti così, qui che avevano le terre come una volta, e ho fatto preparare i campi di giochi e vai, con tutti i tosati, uomini, gli facevo i mureri, a sera vieni a casa subito, vieni a si andare a casa, e ho preparato un piatto formaggio, un piatto di vini, e mangiava in presa, si metteva a lavorare, e mi preparare i sottofondi. Era mia caparupo? Con la carbonea, ho fatto sottofondo con la carbonea, era ieri. Ma qui che sei adesso anche gioco? Sì, Qui che adesso i capannone, Sì, ho fatto i miei campi. Infatti proprio drenati bene. E dopo? Era zona anche umida, è pauroso? No. Beh, insomma tutta crea, no? Sotto domestica dell'acqua, ma tutta crea, era tutto buono. Però non era paura. Padadrio subito, dove si entra in subito. E te vedi ancora i canè. Poi subito dopo si entra in e finalmente il sole era tutto paio. Non vedevo il sole adesso, era una piccola casetta che stava su, ecco, qua finiva, che era il fosso dell'acqua che veniva su dal sì, e arrivava finalmente là. E che strada poi in fondo era il piccolo viotto. Quale strada? In fondo, Via Plinio Vecchio, qui che attraversa il ponte Ottavi che era fuori la Baldente. Era un piccolo viotto, camminava per fare una scussatoia, porto da via Ottavi per andare a San Giuseppe, e lei camminava, era questa torba, era da qua, passava qua, passava qua, dopo poco volta mi arrivava a passare andava da basso come cosa. Dunque dopo mi sono andato via da San Giuseppe, e così io qua ho visto che era già un biotto che passava, carettini, roba sempre a mano, a piedi, carioi. Si parla dopo la prima guerra mondiale? Sì, dopo. E prima della seconda? E prima era, torno a ripetere, poi lui era tutto idiota che saltava, che era torba io, ma ecco. Erano tanti cacciatori che venivano a caccia sulla zona? Beh, allora non lo facevo conto, mai io sapevo i cacciatori, ma ce n'erano tanti appassionati. Sì. Vabbè, ora restiamo sulla sua operazione. Che era sistemata. Torniamo, sto commendatore era a metà sta terra, era butto dove. E ora, che noi o a destra, a sinistra, io o ipotecare e lo staria subito. Io sono d'accordo con io che mi indirizzava io che sapeva tutto lui, perché se avessi la terza elementare non poteva arrivare al punto di questi mutui, questi sacramenti e via. Era ipoteca lo staria via. E prima di toccare l'ipotecarla, perché era ipotecata, era proprio per spenarla, perché i santi l'avevano ipotecata. E andavo avanti e cosa sono lì? E allora cominciamo a buttare le fondamenta qua e ho ipotecato, non ripeto che dunque dopo sono d'accordo con l'impresario, sono dal quarto qua e lo ipotecato anche qua. Invece cioè non è che avesse tanti soldi? No, non avevo i soldi per comprare la terra, solo fiori. Stavi bene o non stavi bene? Uno che aveva austeria una volta? Ieri cavo fuori dal pito e era uno che stava bene, insomma. Sì, di fronte agli altri. Ma di fronte adesso, diciamo, non sai che si sta Ma di fronte adesso era un po' calmo perché non detto ecco, perché adesso sono tutti rinomati. E lui adesso che ha detto, mi diceva a proposito, e che aveva fatto i giochi che dai, dopo faceva anche da mangiare. Dopo, l'osteria con cucina faceva. Cosa facevi da mangiare? Tutto, cioè cosa? Ma aveva anche spuntini, non so, Beh, i spuntini era folpi, fritto, pessiti, saghe in saor, e dopo cominciava a fare la cucina, avanzava i sati, i poastri, i durei, perché tutte le teste, i coi,
Allora vendevo le tia, ecco tutto. Chi era che prezzava sta roba? Mia moglie. E la gente mangiava i satti, coi. Beh, dillo qua. Ma andava via insomma. Che vinto avevi? Lì poi al monastero che avevo trovato un certo bambino, ma così a me negozio io spiegavo facendo, dunque mi pagava il vino, mi trovava il vino, facevo i mediatori più e io avevo il furgone da bestiame e via seguito, mi trovava il vino, perché io al monastero ero conosciuto, mi lo pagava io, quando non me lo potevo, e mi menava a casa e mi pagava anche il dazio. Perché bisognava pagare il dassio? Sì, era il dazio. E ora... Quanto era il dassio? Circa 7, da 22, 25, 30 franchi al litro. Su quanto costava? Centesimi, no? Centesimi. E un litro quanto costava? Un litro, i tempi costava un franco e mezzo, i primi tempi. Prima della guerra? Sì. No, dopo la guerra, sempre. Io l'avevo fatta nel 39 osteria. No. Del 58, questa del 56 questa. Sì, no, ma l'osteria. Che auto ha? Fatemi, gli ero del Santi prima. Sì, ho capito, ma io adesso iniziavo a farla nel del 39. Del 39. Quindi il dazio, se riferissi al 39, del 39, sì, del 39. 25 andavo su a quel San Martino, siccome che andiamo in Africa a trovare gli amici da quel San Martino, andavo su, trovavo il dinaro, pagavo a un franco e 5 centesimi, posto a casa. Porta a casa. Dazio a parte. E dazio a parte, sì, dopo dazio a parte. Dove vendeva un franco e 80, 20 centesimi all'ombra. 20 centesimi all'ombra. Per quanti anni sei andato avanti con 20 centesimi all'ombra? Dopo 4 o 3 anni, dopo è sempre stata la valutazione. E mi conto di questi mediatori del Pierre che era addirittura. Sei stati i Perini, Arturo Camarin qua. In che senso era mediatore? Cioè, perché era chiappava sta zona, andava al comune, sto caseggiato qua, lavoravo qua, io ero tanto al comune e dopo lui pensava, perché il comune era interessato di sgombrare perché gli aveva manco spese io lì, perché se ne toccava il comune a liberare queste strade, i macelli. E era un vantaggio sia per il comune che per altri che compravi? Perché io compravi, perché ma i piede sani, i piede insomma, come ti trovavi che pagavi a metà prezzo neanche, che noi fornaio, capito? Ah, così per vedere questa osteria. E ora ho fatto sta sala, e dopo ho fatto su anche un piccolo appartamentino là, con Meneghetti, i vestiti trevigiani, e era sui passeggi. C'era certo Meneghetti che era vestiti trevigiani. E avevi anche qua il laboratorio? No, e ora mi andavo a fornirmi, era qui che di un anno della Graspa. Siccome da qui amico piangeva sempre il morto, io seguito, ti capiva, difatti ero un po' locale. Qui che di un anno della Graspa che avevo venduto, ho fatto su un appartamento di 1 milione di tempo. E andavo a pagare a Graspa 1000 franchi, 10.000. 100, perché su sempre adesso qui 10-100.000 franchi, non so poco. 1.000 franchi, 2.000, 3.000, 4, 5, 10.000 franchi, 100 lire, sempre 600 lire. E la vendeva nella osteria? Sì, vendeva osteria, vendeva forte e graspa da lì fuori. Andava via, quelli di casi usati. No, ma erano tutti qui che andava al mercato, qui a Basso Sant'Aglio, qua il Favoretto, era qui nato la grassa, qui i cari. Chi eri? E anche tanti operai, passava ai 5 del mattino. I clienti, chi eri soprattutto? I clienti erano questi qua, e dopo del passaggio, tutto Basso Sant'Aglio e lo Paraguay. Perché era l'unica strada che portava. Era anche che altra? Era più lunga dopo la Paraguay. Perché siccome che Portacalli era cavallerista, era le caserme, era dentro il cittadino adesso, era il caserme, era tutto. Era cavalleria, artiglieria, era tutti i cavalli, era tutti i Basso Sant'Angelo, andava la grassa e passava. E tutti si chiamavano, data e ritorno di tutti i cucchetti della grassa. E qui faceva ciò, era papagani mi portava salari o uovi o cagliapostro, tutta una giostra così. Che iniziativa dovrei tanta che ne avevo. Ma
E che differenza che era fra clientela delle case usati e questi qua dei contadini? No, quei contadini per me era clientela sana, che mica stavo dentro bene. I piatti erano mantenuti, si può dire, perché mi toccava mantenerli, mi pagava Col pochettino? quando si poteva, poi Era paga fissa, insomma. Mi faceva pagare perché sono stato il mio operaio, ora, perché io Ma stava peso l'operaio o del contadino ora? O la viceversa? maggior parte dei contadini erano i massaiotti grossi che aveva, Poi che veniva da giù. ma quello che era a mesaria, poi lo grande che moriva a fame come l'operaio. C'è sempre questa differenza fra massariotti grossi Ecco, dopo era sempre la distinzione anche del contadino, perché io ero qui in affitto, qui a terra sua, anche in sottana, tutte le gente, tutti i loro qua, allora. Ho capito. E di essere da Baio come conti? Ecco, sai, ora, Quando l'aveva fatta? dunque, la finiera era stata a finire del 39. Del 45? Del 45, del 45, subito del 45, del 46, del 50 ero in piena attività, E che bai facevi? tutto, e l'orchestra che veniva a suonare il pianoforte, io qua, dove strada nuova che va fuori da Sant'Angelo, qua dopo che già stava a sinistra che va fuori, per gli Stati Uniti, io parlerò. E chi veniva? Bonaventura? Chi veniva? No, di fronte a casa, Brianese? no, chi abitava? Golfetto, non so. E era un tio che suonava il pianoforte, era che avevo fatto su un'orchestrina. Era da Sant'Angelo, insomma. Da Sant'Angelo, sì. Era il pianoforte, era l'orchestra fatta proprio in Chi stile. eri tutti da Sant'Angelo? Che suonava? No, trovai qua. Ecco, mi dice intanto il suo nome ben e a data di nascita, per ricordarsi. Il mio Eh. 22 maggio 1906, E si chiama? Il nome vero? Caldato Attilio, Detto? Carlo, Conosciuto per Carlo. conosciuto da Carlo, e Attilio non mi conosceva nessuno io. E come mai che castigo nome? Sì, è una volta così. Avevi qualche soprannome? Altri, che avevi qualche soprannome? No, Caldato sempre, Sempre Callato. sempre Caldato perché Originari da dove proprio? la Biancae, Ah, da Bianca. Biancae, sì. E quando si venne qua, che tu sappia? I miei, non so, non so lei, Comunque è sempre il scorso, alla fine, l'800. sempre contadini all'inizio Sì, e dopo sì, si fare i no, cariotti. contadini sempre. E Cioè, dopo 25 campi a terra era Cimpaludetti. tutta, insomma, Era era meglio. piani perché tutto per sottofondo era comprato. Ah, era piani. Sì, ma era meglio, sempre meglio. Magari scava tanto, era sto a piani là. No, ma piani no, vabbè, la rimetteva in sesto ancora perché gli faceva la squadra, come si dice, che era buona, buttava in parte. E dopo il cavallo, e dopo i scatti rovinassi, via essendo, quei caretti, chi c'è poi dopo il viaggio che crea andava su, e il viaggio di rovinassi per ricoprire i busi. E dove li trovava sti rovinassi? Sempre i scatti, i copi, schiere, roba scatta delle famiglie. Ah, a Piani ha sempre fatto sto lavoro qua. Sempre fatto. Nella Paludetti questo. Sì, dove abitavamo lì. E il gas scava tutto e dopo il gas ricoperto. E ha ricoperto, Vabbè. E ora ritorniamo a Sala Baio. sì, Avevi fatto sta orchestrina? Qua Orchestrina, del Sant'Angelo, cioè era uno del Sant'Angelo il maestro. sì, e gestivo me personalmente. Perché ho fatto il buffet dentro, anche per tenermi tutti dentro, ho fatto il buffet dentro. Cosa era questo buffet? Buffet, il bar, Messica, Dentro, perché era a parte un po' sì, dell'osteria. era staccata, era i muri, era staccata, e sì, è sempre a parte dell'osteria, sì. L'osteria era a Sì, ho parte. capito. E avevo fatto un finestrino che comunicava con l'osteria. Ma dove eri attaccata? Adesso Perché io tutto come che era prima, come che è adesso. Ho capito. Come che è adesso? E veniva tanta gente? Chi è sempre così, era in più dei tempi. Allora sono davanti a me 3-4 anni finalmente che andavo, dopo ho visto che avevo, sì, dopo tutto il male stufa e passare i tempi di feito e la gente iniziava. Ma chi frequentava sto bar soprattutto? Da tutte le parti tutte le parti mie, Ma sì, ma la maggior parte ieri del paese, di Sant'Angelo, Beh, ieri no, dalla città, no, da San Giuseppe. Da San Giuseppe, Sant'Angelo, la maggior parte era tutta la zona
casi usati? Casi usati per via delle tose. Perché tose che erano tante tose? Sono le tose, le tose è entrata libera, e come a suita sopprosso c'è questa serie di suite sopprosso. Se richiamo. Se richiamo, no. E a un certo punto, dopo visto che a Vaca tra autori, tra questo, tra qui, perché sì, no, che i preti che era sempre là col mitra. Ti seccare i preti, no? Era qua, mi toccava seguire, perché se no tornavi. Io anche separate dalla questura, no? Dai, su, basta stare, adesso finiamo il discorso. No, ma mi dice il discorso, mi vuoi arrivare a sto fatto? Come ieri ha vista Sara Baio qua in paese, in parrocchia, dai preti, dall'autorità, diciamo... I preti, tu questi siti perché non puoi fare niente, perché ieri era la questura. Sì, ma ori, come vedevi? Beh, l'ori aveva brutta, perché adesso dopo te lo dico, dopo a fine come andava a finire. E sì, povere parole, sono avanti, dopo, visto che meno che stavo, era che i noi tosati, la maggior parte erano diversi comunisti, posso dire Tony Benvenuto che era a testa, un certo Bresini, insomma, tosati, gente, uomini. Dio, no signori, ma operai sempre, ma ieri clienti sani, per me ieri rossi, ieri neri, mi accettavo tutti quanti in osteria, ed è logico, no? Perché uno che aveva più deciso, stai a guardare il colore. E ora che erano i fascisti, ora quando io in Modena i fascisti che davano franco Caori, e in Acciati che davano franco, che davo ragione a tutti perché mi facevo la politica, perché mettevo dentro i miei colori e buonanotte. E ora io, trovati io sarei tanti cose di fare commessi, e allora sarei libera. E ora sto attento, parla tra le ore, e poi mi gestiscono altri e faranno avanti noi. Niente, e ora stai attenti, fermo così. Se affari va bene, mi pagava lui sì, e mi interessava lavorare con l'osteria, no? Se fosse gente dell'osteria, mica tutto guadagnare là. E allora io ho fatto un contratto così. Ho tentato, se affari va bene, mi pagava lui sì. E se io non mai, paghi e rimetti tutto il resto, i tassi autori. Si vuole gestire ora, insomma, sì, e ora sono avanti un tocco la gestione. Dopo venuto fuori un piccolo razza politico. Sposa con uno che organizzava tutto il comunista, che sarebbe stato ieri come un equivoco ora diciamo. Sì, un equivoco nel senso che la moglie di uno che organizzava, che era questo comunista, comunista, si è innamorato di un sposato, è venuto da un amico suo stesso, e davanti visto che dopo sto qua, roba che succede. E io veniva il sangue, una mattina passa, ho pistola, andai in segreto del sposato per occuparlo. Lenti, sta attento adesso, la pistola mi ha mintando. Disarmarlo, e sono state per me, è tutto una in gara perché la moglie aveva fatto i coni. Lei ha fatto sballotti, si fa assai aveva avuto il suo e buono, dice ma ecco qui si andava morta anche a Saba. Allora i perpetui che andavano in chiesa a San Giuseppe e ore via che si è rotto e ora si è sentito fuori il prete Don Tonolo di San Giuseppe sempre. E di là, no, e che di questi preti che mia moglie andasse da lui, che va da parlare, no, qui voi a classe, a santo, mica di questi perpetui. E insomma, visto che, non l'ho visto che non abbiamo ceduto, mattina sono io a scuola insieme, perché non sono un'ora mattina, sono io a scuola, mi vedo arrivare. Non tornavo da via perché a casa del demonio sta qua, e non parliamo fuori, no, altri parliamo via, no, avanti. Cosa posso offrire? Io non tornavo sempre lui. Niente, signor qua, dite così, per la saia libera, sì, che mi ha dato a me, sì, però a condizione io ho detto, perché mi ho messo sì da baiare,
ma la licenza, infatti la licenza era intestata al CEO Sara, certo Sara che abitava all'aeroporto, ed era figlio Baido, beh insomma, l'abitava all'aeroporto Sant'Angelo. E perché che aveva intestato? No, perché il licenza dava i Baidi a Gatto Capio. E ora siamo associati oggi. E dopo ho tirato fuori un altro che avanzava di skate, perché skate, sai tu, il mio coloreria 300 carte da mie. E insomma, sto prete vuole tenerla giù, insomma. Sì, la vuole. Ma per fare cosa? Per un paesaggio, Per chiusa, per mandare via il demonio. per mandare via il peccato. Cioè, ieri dai, il pericolo pubblico? Sì, per mandare via il peccato. Beh, io ho detto, bene dice ciò, e ora io, lì, come si può fare? Dio, mi dà appuntamento, veniamo tutti e tre. Io per un licenza, io che avanzi skate e via. E andiamo in canonica tutti e tre. Era lì a 6 giorni, para, tira, para. Bene, lì sta attento, adesso bisogna andare in curia e si per fare questo. Eccetto lì. E ora lì, eccetto lì, ma 300.000. però bisogna che andiamo in curia, via. Porca, in curia. Ora mi toccava avere un po' che lavoro, patente. Allora lo presento in curia un bel salvo, non ho mai visto un lavoro simile, ho detto. E dopo tutta in mezzo al tedesco e dopo tutta su mia parte e un banco davanti e mi ha in piedi dritto come stavo condannato. Il processo. E mi ha messo a condizioni. Io rimane schema come prestito o come mutuo. Rimane schema a scadenza o i miei cake, insomma io era sempre che mi avessi interesse di cake mi devo anticipare. Io attenti, non è che ho detto sui 15 volte mi ricordavo di sui 15 perché ero un po' agitato, mai nato. Non aveva tutto scappato. Ma non avevo paura. Quando non sapeva più cosa rispondere, se te così, se no mi continuo a perché ho una famiglia da mantenere e i debiti via chi paga. Ora 3 euro. Insomma, davanti a quasi 2 ore dentro. Finalmente, insomma, in dopo per finire, forse ci, e quando rispondevo fino a un certo limite, dopo non sapevo più cosa dire, lo bisogna di skate e una famiglia, e bisogna pagare i debiti. E allora, io accettato. Perché le do a Sara, che mi devi che anticipai, basta, per 3 anni. Io ero figlio per 3 anni. Beh, adesso è la vostra. E io accettato. E allora andiamo fuori, era banca di Cassa di Risparmio, e era Pumi, la farmacia di Pumi, e noi il negozio di mercerie, e la provvisoria era, e allora andiamo là, mi ha detto 300 che posso offrire il caffè, no ti offro, mia tiglia, ha detto. Chi l'ha detto? Don Tonoro. Va bene. Sì, 300 carte da lì, pacifico. Che anno è? Allora, a Sara, che ha fatto la pensione, che non aveva niente per lo fiore. E che altro, so che era tutta patro, era il vecchiaio, era in maceria, in macero, tutta patro. Sarebbe stare in miscela. Lavorava al maceo? Sì, il miscela di Bepi Baghente. Non capiamo. Che è quella di Sofia di Pataro. Che avevo. Sì. Sua moglie, quello che è morto da poco, che c'è il Cariotto. È Cariotto, sì. E lui invece poi 300.000, insomma. C'è 300.000. Che anno era? Del 50. La paura? Sì, il problema è che del 50, 56 ho detto, aspetta. 56 qua? Sì. Del 48, del 60 ho detto, del 50, aspetta, del 60. No, del 50? Del 50, io in pensione, sono stati 53, 54. E così è scandalo se l'ha chiuso, insomma. Ecco. La sta a condizioni. Per 3 anni? Sì, io andavo avanti dopo, gli arredati, gli arredati, banche, insomma. Cosa facevi? E lì la donna sversa a serrare e basta, non ho visto niente.
Niente, saluto di niente. Una volta a Lena le femmine. Beh, un poco e dopo era il monte dei toi che dopo mi megasse io e dopo tutto l'ho morto tutto, poi per i piedi, io ho fatto i fatti miei. Capi vecchio passare da No, basta, dopo l'ho messo via dopo perché dopo era pian piano morino, ma facevamo piccole scene grande, il fattore aumentava, dopo arrivava al punto che facevamo canosse. Sempre la signora? Sì, sempre a capa vicina. Io arrivai che... Facciamo vedere uno, insomma. Sì, ma era... Allora, era toccare a San Giuseppe, che aveva trattoria anche lui, che era diverso. Era Stovili, di esempio, non aveva per tutti, era sempre stavamo roba. Con occasione uno, comunque è interessante il discorso della sala da Baio. È stata un'avventura? Ma la gente veniva o non veniva però, malgrado i preti? Ah no, ma i preti non venivano dietro, sai che quattro bave. No, ho capito. Sì, ma qui i clienti non venivano stesso, sempre così, stesso. Io sa chi dicesse, insomma, in Cesa cosa dicevi? No, ne ho fatto pubblicità. Prima, cosa dicevi? Neanche in Cesa ne ho fatto pubblicità. Contro il Baio? Almeno no. Io contro il Baio, io sempre chi ballo. Ma perché si è tanto a Canio contro la sua... Era sul suo paese, no? Perché il suo paese, perché tutte le sere diceva questi Bai scandalosi. Io già in generale non è solo di San Giuseppe. E tanto aveva fatto che se venivo a comprarla, insomma. Questo è il discorso. Una delle cause è stata soprattutto che a volte che è successo che quest'altro è nato con la femmina di uno. Se è rotto, quello è stato un po' quello che ha fatto scatenare. Che ha scatenato, no, scatenare niente, qui sta un bel per loro, perché ora che succedesse che una rottura simile. Ma è successo altre robe su sta... No, io avevo il corpo da guardia perché se qualcuno viene, perché partiti qualcuno cominciava a fare mona era andare in Nava Guarbone, scusi. Io? No, minori, mandavo il corpo da guardia. Chi eri? Io era Mario Bettetti, i Bettetti. De Angelo che aveva bottega che si aggiustava biciclette e più o meno. Ecco, esempio io, c'era Mario, dopo Bruno i tronchini qua, Bruno, che era comunista dopo di andare alla questura. Insomma, insomma era 3-4 si aveva organizzato che tenere l'ordine pubblico. L'ordine pubblico. Dentro... Ma queste riunioni dei partiti invece come ieri? Riunioni dei partiti... Questi comunisti all'inizio li aveva gestiti da loro ora? Sì, si partì subito come ballo. Sì, ma l'idea del ballo è stata sua, no? Ma dopo si è fatto avanti quelli del partito comunista. Sì, benvenuto? E gestia lui. Benvenuto, un certo benvenuto che è ancora vivo fuori, ma e di nome cosa era? Tony? Brisin, è benvenuto Brisin, Tony, benvenuto. Brisin Antonio, e dopo è Mario Tronchin, Mario Bettetti. Era quelli del partito. E Benvenuto Tony. Che stava in casa di Moro, Sergio, era Tronchin quello, no? No, era come coso qua. Vabbè, e comunque sì, no? No, che altro? Come... E chi? Come si chiama? Coso qua? Il Toncano. No, non ha importanza. Ieri di Sant'Angelo, la maggior parte. Sì, tutti a Sant'Angelo. Era fiori di quella che andava con la barca sul Sile a pescare. Remo Carestiato. Remo Carestiato. Sopra il Remo Carestiato che era di aviazione. E che mestiere facevi appunto sti comunisti, come del partito? Non era contadini? No, era benvenuto il muratore. Brisin lavorava da campana, da fronte a basso. Mario Bettetti era tosato, era in ferrovia, sì.
Tronchini qua, ma... Era di questura? No, dopo della questura. Era disoccupato. Sì, quindi era anche a lavoro perché era comunista. Era disoccupato. E adesso sei ancora vivo sto Tronchini? Sì, sì, sì. Dove sta? A Bologna. Adesso fratello di Emilio, che abita qua, che si è fatto un appartamento. E come mai sta? I fiori Marietta? di Marietta che abitava qua, che casetta qua sulla strada. Sì, ho capito. È morta da 100 anni, quasi 99 anni. 99 anni, mancava poco. Su fiori di sto Tronchini. E ora gestivo un po' questa sala. E dopo è successo questo equivoco qua. Chi era Moier di Benvenuto? No, a Moier di Caristiato. De Caristiato. Col sposato del Benvenuto. Sì, era come compagni, insomma, io ero fratelli. Ma io dopo sei andato a stare insieme con questo Benvenuto, dopo sta Moier. No. Dopo sei ritornato con Caristiato. Dai, dopo lui si è buttato si è messo a fare, non so, e sta condannato perché si è messo a fare anche la spia. Sto Caristiato? Sì, sempre, a parte a favore dei comunisti, ecco. Spia come? Dell'esercito non poteva portare un partito di soldati. Era dell'esercito? Sì, dell'aviazione. È stato condannato. E era marasiano, sì, è vivo ancora. Questa moglie dopo si è ritornata insieme? Con Moier l'hanno messo insieme? Si è rotto. Ah, non si è più stati insieme dopo. Io sono stata solo, sto malesiano. Ma dopo mi sono andato al condominio, siamo visti poco, dopo tutta l'acqua mi si è fuori. Bene, dopo il tempo passa. Ma adesso sei vivo o dove sei? Sì. No, io ancora qua torno qua perché non so tanto che seria Fradeo de Remo. De Remo. Che è morto ho capito, era questi. E dopo dei comunisti mi si è fatto avanti. E il prete. Anche dopo sono arrivato un poco, dopo non ho visto più nessuno, mi ho dato i battiti, mi ho servito di tutta la roba che mi casa, e torre, via seguito, ora facciamo qualche cena piccola, dopo grande, e siamo arrivati al punto che facciamo nozze per 70-80 persone. Ok. Si è chiamato? Sì, guarda, non si da Qui di Basso Sant'Anna? Sì, tutti. Contadini, magari? Sì, contadini. Vignanos. Ecco, e mi dice, restando ai casi russati, i primi abitanti erano quasi tutti operai che abbiamo visto, no? Tutti operai. Tranne qualche piccolo artigiano, scarpello. Beh, insomma, sì, poco. Ma a fama di questi operai, di questa gente, a parte che gli era comunisti, sì. Comunisti. No, insomma, la gente li considerava tai, insomma. Sì. Ma i godea era buona gente, insomma, nel complesso. Per conto mio, sì. Li avevamo qui di fianco, perché a me i miei rotto e nel complesso all'epoca era gente per bene, ma adesso invece mi pare che non ha più un buon nome queste case usate gli anni scorsi perlomeno. Beh, anche le dicerie. Era gente questo e che altro. No. E che sarà stato qualcosa, ma di qui che venivi dopo? Sul tempo che erano altri era tutta brava gente. Sì. Pieni di fame, dopo parole su. Pochi schei. Pieni di fame. Ma brava gente. Sì, e avevi i fioi che a tentare di cavarmi i balconi, ma i fioi sempre. Era disoccupato? Perché era sempre qui, anche il maestro. Qual era quello che allora cominciava a corrompere, e allora questa per me, siccome avevo anche la questura che veniva, tutti mandava da me, conoscevo la zona, ecco come il discorso che facevo. Si sentava, ma e ora mi dicevo, sì, qui uso l'uomo, e ora mi titolati che a questura iniziava a segnare. E ora mi avvisavo i tosati prima, chiamavo in cantina, io stai attenti, se cambia strada, buono, se no io dico sto pare sto male. E dopo. Comunque sì, ecco, dopo questi erano i fiori, insomma. Sì, ma dopo mi pare mio appunto che, non so, adesso per non far no. Ma io mi portarmi la verdura armati. Sta tipa, andava. Beh, si arrangiava, insomma. Sì. Vai a bere, mesolitro magari. Era pagare in natura. Sì. Una volta cosa che ha fatto, era sui campi del corpo. Ieri, quella aveva pioppa dentro. Reato, Vittorio. Reato.
Era il giorno dei nostri E che? Deori. Come si chiama? Vittorio? Vittorio Reato. Ed era dentro, sì, era il giorno dei nostri che l'aveva trovato sui suoi campi. L'aveva fatta andare a casa, in mezzo a tutti i invitati dei nostri. E gli ha fatto fare il giro per attraverso a tirare su che aveva roba, capisci? Fai vedere. E come il giorno dei nostri come sapeva, come andare per la campagna aveva. E ora pure appuntato ecco, perché Dio ha ragione le cose. Non ti dire questo che è furba. E mi ha contato sta roba. E sarà andata ancora in furtiva. Ecco, gli ha cominciato a rompersi perché i genitori... Si è trovato una sposa per me, capisci? E poi si è perso, i pipì qui si è buttato. Ed è successo così, insomma, ma una famiglia, insomma, non è tutto. Una. Adesso che sei in mezzo, adesso dopo tanti anni, adesso si è avuto in mezzo delle altre famiglie, ma delle vecchie famiglie, i vecchi fiori, era l'unica famiglia, cioè levando i Dadalla, l'unica famiglia che sporcava e casi usati. Era entusiasmato solo, capisci? Se no era un buon gruppo di persone, insomma. Porete, come hai detto? Patendo tutti Sì, oddio, questo, quello, ma delinquenti non neanche. Dopo in giro per casa i contadini andavano un po' tutti dopo a poco fagioli, ma parto di fagioli magari. ma come i contadini non si accorgeva, a parte questa signora che mi ha raccontato? Beh, io qui a campagna grande andava a fare vandalismi proprio, capirà, panocci, proprio panocci. C'erano andati a Raine, non so, chi che mangiava, saprà. E ora questo è una cosa del paron di sto Ottavi, di sta terra, che ha messo via Ottavi, perché? Ottavi, attento, Ottavi era l'ingegnere e sotto, l'ingegnere si è stato suo padre e che ha costruito quel ponte, non so che sarà data sotto il ponte, ma so che mi ero boccia, insomma, e era paron tutte la strada Ottavi, era tutto paron uguale. E è venuto dopo che c'è casi usati, che tocco, e poi ha fatto la strada in mezzo, ha fatto il ponte, e dopo che il tocco il terreno a destra e a sinistra andando dal bar qua e andava fino al Silo, e a tutto dunque faceva lavorare a opere, e era, il Boeri era uno da Sant'Angelo, il Boeri. Dalla CIA ieri? No, dopo sia da Santa Lucia qua. Ma come sarebbe stato lavorare a opere? Cioè, in che modo? Io faceva lavorare, come adesso una campagna faceva lavorare a opere, diciamo, a operai. E abitava nella casa dove che sei... No, opere, cosa che era? Solo stai, granere. Non abitava gente? Abitava la famiglia di Boaria, Era la famiglia di Boaria, insomma, ecco. Dove che sei appunto... dove che sei a bottega di frutta e verdura? Il torno a casa, che si tocca ancora a casa adesso. E qui io penso che fa il tornidor che io... Mella, tutto esatto. E se mai questo qua sì, dopo del Rio, che ah sì, fa il torneo Corrado. Sì, Corrado. Qui ora sta il capoluogo che era il Silos. E ora era Cagliamuro, era il Silos e fabbricava tutto il tocco. E dopo era finalmente dove confinava col palazzo, con la Villa Letizia. Comunque era lavorare a Boaria, quante vacche che avevi? Quante vacche che avevi? Io avevo tori, avevo tutto, avevo montato tavolina. Pubblica? Sì. E allora dopo io ho trovato questa famiglia da Sia, Santa Lucia. Ultima famiglia? Sì, prima invece chi era? Chi era che Boerno? Ostia mare, non lo conosco, era un cliente mio perché beveva forte e io non ho tarchiato. Ma oltre che fare il Boer, lavorava sta terra, insomma, sì, cosa mettevi in su che campi? Cosa mettevi? Tutto panoce, più che sia panoce perché chi aveva queste borie, chi aveva i silo, era i 3 silo. E come funzionava questi silos? I silo metteva dentro roba fresca, Spagna,
miasso, sai, e poi l'inverno gli vai a mangiare i bestie per latte. Era anche moderna come azienda, ora? Sì, era cresciai bene e io dovevo boare sempre perché giorno e notte perché i bestie partoria o tutto qui, e era il boare che chiamava era più ufficio. Ho capito. Dormiva ultima famiglia è stata dalla CIA. Sì, ultima famiglia. A Santa Lucia. Sì. Ho capito. E dopo invece sto fiore, mi diceva, di Ottavi, appunto, e sotto? Sì, dopo è sotto io ancora vivo. Quanti anni avrà? E dopo io che risolto qua, e ora, visto che era Ciappale, era venduto tutto il lotto, era venduto tutta la compagnia, era comprato di agenti di Tombuani, non so di che parte era. Mediatori praticamente. Era comprato e dopo era rivenduto. Era venduto all'otto. Ecco, e dove stai adesso sto sotto Ottavi? Sotto Ottavi. E come si chiama? Sì. Ottavi, conosco qua Ottavi, la riconoscemmo sotto Ottavi. L'abitava a Garibaldi, davanti da Nesin, dove è fermato l'autobus. Sì, là, sul corso sì, del popolo. Là, dove si ferma proprio l'autobus, che l'entrata dei Garibaldi, no? Sì. È comunale. Del comunale? È comunale, sì. E qui lo portoni grandi. Ho capito. E guarda, io abitavo là. Proprio sul palazzo Olivo, praticamente. Sì, abitavo, ero ridosso lì. E io avevo un uomo per cameriera. E seria stare il fattore che là, io fatto per io. Era 2 uomini, scapoli, e in più avevi un uomo per cameriera. Per cameriera. Maggiordomo, Un uomo per casa. Niente donne, non vuoi sapere che ne. Niente. Ma come si comportava questo Ottavi qua? Tu Ottavi qua? Io te ne trovo. Eri un buon uomo o come eri? No, io stavo nei suoi appartamenti, ma se trovava un pelo che non era suo, non era di che orto, che aveva un po' di galline, e andava in mezzo ai campi, e io con questa volta, qui che poi a Ciappale copava e ti buttava sulla strada. Avete capito? Ma veniva spesso in campagna? Sì, tutti i giorni la sua campagna. Questo è sotto Ottavi. E a terra che abbiamo detto che era soprattutto panocce e anche a Spagna, cosa lavorava? Spagna sì, tutta roba per bestie. Per bestie. Vin? Poco. No, era anche vigneto. Ma dove vigneto specialista? Sì, no. Specializzato o piantarei? No, specializzare. Un bel vigneto. Sì, perché bel vigneto. Lei era mi ricordo, dei piastroni a metà strada, o no? Sì, il cancelli era. A metà strada? Canzellata, sì, era. Erano 2 canzellate. Una da parte di qua, diciamo. Sì, una era prima della lotteria, e l'altra, l'ultima, era prima di arrivare ai Siliri, era cui piace. Conta ora adesso del territorio, della zona come che era. Allora, ha detto che il Paese praticamente era da Drio a sua osteria. Ecco, là era il Paese. Ecco, Dunque dopo era Ottavi là. I primi cancei, si ricordano di cancei o si sì. Gli ultimi cancei segnava il terreno buono e dopo da là e loro era tutto palude. Palu o quasi? No, andava verso Palu. Prima si chiamava strame, venivano su erba, venivano su perché era terra umida, moriva l'acqua, insomma, l'acqua arrivava quasi fin là. Piene. Dove che case a Drio e Silde? È tutto palude. Anche dove da Rogio, via seguito il Bonio. E chi lo lavorava a sto paese? Sempre l'Ottavi? Sempre l'Ottavi, era sì, insomma, su Ecco. E da parte di qua invece della strada mi ha detto che era sto viotto che camminava, sto troso. Ecco, bravo. E parte di qua, da Caristiato, da casa Vessa di Caristiato che abitava a basso. E la strada era di Ottavi che stria. Fuori che dopo dove sta l'ala è l'osteria che stai venduto qui.
Ma da quel tocco a verso Esbare, come era? Paiù? No. Come t'era? No, t'era buona, adesso Deriva strada qua? Deriva strada qua? No, perché deriva strada qua, dopo due esami. Io era paesano, 30-40 metri più da Brio e andava sempre di verso Paiù. Di Paiù, Fontanassi. Era proprio Fontanassi? Dove eri Fontanassi? Dove c'è il sole adesso? Fontanassi. Proprio Fontanassi. E lì Gastropai, insomma. Sì, tu stai in Bonini. Come hai fatto? A Salce io me la dentro tanta che roba, a Salce qua, che era qua da due stazioni. Faceva piastre, tutto scarico, era un autobote, i baldetti, i cavalli, portava i botti, era sempre dentro. Tutti i rifiuti del Rio. Ma rifiuti solidi, no? Rifiuti tutto, ma sai che rifiuti, tutto. E era privata che a terra o era del comune? No, sempre del comune. No, e poi sì, perché dopo gli ottavi e gassava buttare dentro la terra. Tutto quanto. Perché dopo perché ottavi, ecco, torno a ripetere, che aveva piastrica da qua, e dopo per Rio, Ma insomma dopo che si entra in adesso, anche gli toccava fare la paificata, che era un po' malmesso anche. E dopo è stato tutto terrapieni. Come consiste questa paificata? I pai sotto per andare a trovare il fondo per montare sulla casa. Era sotto il centro inglese dei pai? Sì, tutte paificate che case. E sopra come mettevi i pai e dopo come facevi? Poi faceva gettata. Solo i pai? Solo i pai, faceva o una piattaforma, il cemento, ma la maggior parte faceva gettata, torno i pai e si faceva il progetto. Qua era un muro, era un paio qua, e poi faceva la gettata sopra i pai, se cassaporte, ferri, si mandò che montava i muri. Io si ricorda chi l'aveva fatta, il Centrain? Sì, ero. Era quindi verso il Centrain è stato fatto prima della guerra. Ho capito. Va bene. Perché ho 4 anni il Centrain andavo sotto. Non ho trovato. Sì. E come fa a sapere che si è paificate sotto? Perché lo so, perché io il terreno, lo conoscevo quello da prima, il terreno lo conoscevo. E lui diceva che portava questi cariotti, portava da Salce, Salce tutti, portava Carbonè, perché tutti i signori di Treviso che avevano tutti i termosifoni, perché andava a Carbonè. Da Carbonè, ecco che ne avevo a Carbonè, lo portava sui giochi a Baia, messo sotto. Era il resto delle brusaure? Scorie del Carbone. Io le ho messe sotto i giochi e scorie, perché era l'acqua. Lui i giochi dei Baia li aveva fatti prima della guerra? I giochi dei Baia li aveva fatti prima della guerra? Prima del 39 di guerra. Subito, appena arrivava praticamente. Ecco, questo ora siamo qua della strada, Sant'Angelo, della via Sant'Angelo. Come era via Sant'Angelo? Più o meno come adesso? Questa qua. Questa qua. Qua era tutto un sciesone alto che è terra di Botan. Terra Botan qua. E che non si esonda era 2 metri di altezza, e la strada era sotto, era paura tanti passare per là. E era una piccola casetta qua di Carestiato, e dopo qua davanti la fabbrica è un'altra casetta, dove c'è la farmacia qua, è un'altra casetta di cose, questi anni. Se ricordo che era un pieron qua circa davanti a casa sua, qua, questa adesso. Davanti alla farmacia. Un pieron. Una pietra miliare che nel secolo scorso era la pietra miliare che indicava fine della spianata. No, non l'aveva mai vista. Non me lo ricordo. Dio a strada, un pieron grande. Come chi cippi sì, che indica il chilometro 1. Mi ricordo dei paesani, facevi i cariotti in Caori, e pochi casette più avanti, una do e basta. Ecco, ora diceva che sta strada venendo da Cesare da Sant'Angelo, come era? Incassata, più bassa della terra? Più bassa della terra qua del Botan qua. Qua, nella zona del Botan era più bassa? Più bassa tanto. Cioè a terra era più alta? Per là faceva come case, ma qua era tanto più alta, 1 metro, 2 metri è più alta. E sopra l'alto era anche una chiesa? Sì, io ti ho più.
cassi. Le cose? Cassi, oppio, cassi, così a tutta la strada. Quasi. E la gente che aveva? Sì, perché di notte il scuro. Ma succedeva anche a qualche fatto? Beh, io sì, tu, sì, qualche fattarello che si Che senso? Ma notte. Chi assaltava? Allora? Sì, assaltava. Ma tose oppure anche No, gli sai, cerca di scrivere. Tose. È successo il business? Sì, quasi è successo, qualche fatto è successo. Prima della guerra? Sì, prima. O prima ancora da che altra? Quindi no, prima che dopo che altra, questa qua, ultima qua. Cosa è successo? Io ho fatto te passare ti tenevi in casa magari dalla stazione, ti trovai, perché ti vedeva dalla stazione e poi ti pedinava e ora meglio non era, gli autobusi via a piedi, buonanotte. Insomma era davvero un poco di paura di sera, passare su questa strada. Tanti era poco paura perché ne ho sentito tanti che io in cerca magari ho compagnia o se no fa il giro per qua e poi viene a strada Ottavia e toccare. Ma anche a strada Ottavia era piena no, strada Ottavia era meno pericolosa perché era in casa era qua e era il buio, questa piccola casetta che era basta, dopo era pagata la CIA e dopo l'osteria che era qua a Speranza erano i pavani prima. Ah sì? Io ancora scritto l'osteria. Cosa ancora scritto? No? Sì, sono casa di pavani che c'era. Ah sì. Era l'osteria. Ah, ok. Di Speranza, vecchia Speranza era nata. Ma da quando veniva fuori che Speranza? In che epoca? Io l'ho trovata all'inizio del secolo era? Io l'ho vista. Dopo la prima guerra? Sì. Io ho sempre vista, insomma. Insomma, così mi zia di questa strada. E ora, di qua da Siesa, come erano i campi? Che era montagnone, cosa che era? No, era tutta spianata adesso. Sì. Però era più alta, diciamo. Tanto più alta. Dopo mi diceva che era stato fatto dei scavi, dei trasporti di terra con le macchinette, con i rodai. Ha fatto il cavalcavia? Di San Giuseppe? San Giuseppe. E ora viene a la terra qua. Il commendatore che dava la terra qua e la portava su per... Faceva tutta la strada Ottavi e andava su... Con cosa? Per le cauville. Con cosa? Le cauville, i carei. Ah sì? Trainai da cosa? E un cavallo, se no li fraccava a mano. Il lettoia da qua a terra? Sì, da qua. Faceva tutta la strada Ottavi. Io ho fatto la cavalcavia, ora era del... Prima della guerra era. E adesso mi dice ancora processioni. Io mi contava che a San Giuseppe faceva delle processioni. Attento, processioni, questi faceva erogazione. Adesso io fa chiuse adesso queste erogazioni. Era in primavera noi. E ora sì, il presidente era tutti questi giorni, faceva questa processione, andava per questi campi, faceva un giro. E ora piova, dice, era qua no. Sentivo dire che era un paese malengo, paderno, perché si brusava. Era andava ora piova da un paese all'altro, questi preti, andava tosta piova. Non a Sant'Angelo? No, a Sant'Angelo mai. Neanche a San Giuseppe? No. Ma? Erogazione sì, qui a campi. Ma invece a che paese che ha detto? Malengo, Paderno, paese, perché terra del Sasso. E cosa consisteva? Da chi l'ho sentito dire questo fatto? La gente locale no, perché sta attento che gente veniva qua, ai tempi che era poi ancora che stava a San Giuseppe, tutti qui tagliava su turco qua, restava a Steccarono. Era in ottobre, prima di seminare frumento, quando che preparava la terra per seminare frumento, con la grappa, diciamo la grappa che è salito, erano questi steccaroni, i veniva tutti i cavalli, erano tutti qui del paese, Malengo, Paderno, Ponsanco, i Bussetti, venivano tutti questi steccaroni. A fare che? Per fare fuoco no? Per
perché era a carità completamente, era capito? E di sta, veniva a erba, mezzo i campi del turco, a cavare l'erba. A cavare l'erba e portare questi musetti. Veniva da in fondo. Da paese, Marlengo, Paderno, paesi. Era ben miserio. Non aveva acquedotto, non aveva acqua, non aveva più. E ora raccontava questa storia delle processioni. Poi contava la storia delle processioni, questi preti mi andavano attorno a acqua. Partiva da un paese e andava... Sì, in processione insomma. Bisogna che andasse a trovarli qualcuno di questi qua, mi contava. Io non conosceria qualcuno in particolare. E che sentivo dire, insomma, sentire che contasti. Io li conoscevo i tempi, ma adesso chiaro non esiste più, non esiste più. Vabbè, ora so a zona, ora dove essere. Anche a Fontane, no, Fontane dovrebbe essere acqua, per Fontane, no? Beh, insomma, la cosa viene che hanno la siccità, non era irrigazione. L'acqua era per i fossi. E Valtteri sul Silco, ieri c'è Navinoar? Nemmeno se fosse. Quali fosse? Se fosse, torna per lei si viene su di lei fosse, poi faceva, ecco, l'aria come è stato qua, fossi, 30, 40, 50 metri, e parte a parte erano tutti ornelli, tanto per far piante, tira su la torba, e ora viene su strame nel vano, e dopo la chiara posa, era ornelli, tengono su la terra, era radici, e per strame Ma chi faceva questi lavori? E cioè i contadini per recuperare, perché sennò ai tempi, anche qua se ne vede più uno che era lì, mi ricordo a casa mia, che aveva sì 8 10 vacche, 4-5 cavalli, non li aveva, perché il frumento non ne faceva poco, ne produceva niente queste campagne. Dopo gli cominciava a aumentare le staie, i bestie, e ora butta dentro. Noi andava sulle basse a strame d'inverno, in autunno, andava giù qua, come si dice? Aula, in Venezia? No, qua subito, Casai. E qua non vi era strame? Ma era poco qua, anche qua il Perù, anche nei grandi calati, i boschetti qua davanti, ma io ne aveva poca, non era sufficiente. E qui che non aveva il tocco del Perù, e qui mica aveva niente, e che toccava andare appunto. Toccava andare, e andava su, si appava anche a Maiaria, perché le zone maiariche di tempi là, andava su. Qua no, non era Maiaria invece. No, qua no, fino a Casier qua. Anche perché era tenuto ben sto paese, mi dice. Ma qua era piccolo quel palude qua, no? Era un palude proprio, era l'acqua sorgente, era il Marema, faccio per dire. Sì, nell'estensione del palude, che zone era l'estensione del palude. Più ferma l'acqua, invece che era sorgente, proprio non vi era mai. L'acqua correva così. E in più che era anche, faceva sti fossi. Sì, era i posti che potevi camminare dentro e venire sui arbusti e qua. E ora Valtteri andava in Nord. Andava in Nord. E anche sul Sile, no. E l'acqua come era? Sorgente fresca d'inverno, d'estate, e calda d'inverno. Perché? Affumava l'inverno. Ma buona, cioè bella, pulita? Io tutta una sente, non era mia inquinata, adesso non era mia aeroporto, non era niente, pesi. E poi perché pescatore, non sapeva cosa mai arrivano fra lei, gli piaceva a barca e era un pescatore che... No, sì, su mezz'ora, un'ora sapeva mai a pesce per tutta la famiglia. Allora io 5 la mattina. La mattina sono andato via anche a me, e butto giù la rete, e tutto il momento sento una barca così, fioi, buttate giù, prega pure che rosa. Buttate giù e tieni duro. E ora abbiamo tirato su un muscolo di 5 kg. Era soprattutto Luci ciapava. Luci bisatti, è tutto vero, è tutto. Qualete? Scardo, è tutto vero. In poco tempo si trovava da mangiare. Tutto vero, è tutto. Quando una famiglia che aveva fame, diceva bisogno. E la famiglia che caívo che stava lì per strada a San Giuseppe. Di Boscarati. Boscarati. Ecco, proprio.
quel gruppo diciamo che io no, abitavo proprio stava su una casetta miserabile come qui vedete qua di Adraga qua. Una cartapesta così abitava tutto nero, terra per terra, proprio. Che sei ancora che a casetta? Ostia, tanto non ho più parere. Menigo Caivo era questo. Menigo Caivo, sì. Sei pescatore. Mi raccontava anche. Là era l'avversario del Calestiato, perché anche il Calestiato si occupava di Remo e era uno di questa zona qua. Calestiato. E che io ero di questa zona Padea. Ma suo padre Calestiato era ferroviario però? Sì, ma era forte, era sempre in barca. Con quel tempo era sempre in barca. I morti che andavano dopo, qualche morto che andava dopo, li trovava, sapeva. E donne dove andare a pescare. Ogni tanto se negava qualcuno? Sì, si buttava dentro. Apposta magari? In suicidio? Apposta sotto. Oppure cascava anche dentro? No, si buttava. E si buttava? Io sapeva ciapparli? Sapeva la zona dove andava a finire. Dove andavi soprattutto? Dove fai svolte, che l'acqua fa così e li incastrava. Insomma, pesce a volontà. Ma che viveva proprio da mestiere era sto Caivo? Caivo era proprio, pescava poi andava a venderlo. E dopo chi pescava per la passione, per casa. Ho capito. E Noir, a volontà anche Noir? Tutti quanti? Tutti i nuotatori. Niente leptospirosi? Leptospirosi, malattia di sorsi? No, non era qualche anni rimane. No, era tutto sano allora, perché i soldi, il patagano, fognature non ne era corte, era così, e tutta roba, il patagano trovava la maniera stessa, perché andava per i campi, ma per noi si trovava non era consumi chimici, non era niente, insomma, ecco. E niente malattie, quindi che si ciappava dentro l'acqua? Ecco, qualche fiore a volte si era negato perché appena mangiato si buttava dentro, ma non leptospirosi, roba del genere? No, mai sentito. Qualcuno la beveva l'acqua del sito, che risulta? Anche la beveva, era sana. Specie quella sorgente. Perché io mi ricordo che la voglia gli uomini che segavano il palù bevevano l'acqua di Fontanassi, la sorgeva. Era limpida. Adesso dell'aeroporto, perché solo è sana ancora adesso. Ma c'è tempestata che nel frattempo nasce un sacramento che sempre di pesca. E De Villa Letizia, se ricordo, come si chiamava una volta? Sì, a Gruol gli partì. Gruol. Ma chi che era dentro? Che personaggi che era? Altri che ieri c'eri? Si vedeva pare tanto pare qua, ma te sai le cose che. San Giuseppe, vedevi? Sì, avevamo sì davanti i paludi che erano proprio di fronte, e te vedi questi signori aprivo perché la riviera ha fatto. E chi guardava gli altri che segavano tutti. Ma altri invece che avevi il palù, il davanti, ecco, vedremo stasera. Quanti campi di palù avevi? 5 sia? 5 campi era. No, per la terra buona sarebbero i 3 campi di Padù. 2 campi di terra buona. E i signori stava una specie di spiaggia? Era per andare fino ai Sili, si metteva i tocchi e toie così grandi, gli uomini. I spatoli che chiamavano. E patte? E patte, sì. E rimontava su. Faceva il passo per ciappare il paese, perché a un certo punto dove si torba era strame e dopo sull'acqua era il paese, andava anche a segare il paese proprio al ciglio del ship. Perché il paese era più buono? No, per recuperare. Okay. Ma ed è qua invece sti ruoli, chi eri? Cosa facevi? Ciao signori, non so dirtela perché non so. Avevi a barca? No. Se muovevi avevo barche, sì. O venivi per la strada qua? No, avevo le barche perché si passeggiate, perché i servitù. E che altra villa più avanti ha? Perché adesso si è fossati, ma qui non so, no.
l'anno lì. E per voi che era anche ora i pomeri, roba del genere, il brodo davanti? Sì, davanti, sì, sempre stato. Cosa che era? Così non sono mai andato dentro, non sono mai andato perché era pericolo da andare dentro. In che senso? Non mai tentato di andare a fuggire. Noi per i campi dei contadini si aveva bisogno, ma non era, no. Perché non vi fidavi insomma? Mi manco che non sono mai andato, ma nessuno è nostra gente, a me qua. E neanche da Iotavi? Davide sicuro? Beh, da Iotavi ero lavorando, non vorrei che andasse a rubare perché andavo dentro e siccome compravo anche il vino, un po' di vino perché avere di più. Facevi buon vino? Oh sì, merlotto. Merlotto. Sì, sapeva perché in Sant'Aio sapeva buscarli, sapeva, pochi perché tirava via tutti i cavi perché via sapere anche come che faceva io là. Io sono iniziato io entro di là. Okay. Io a un certo punto vedeva tutti i cavi matti e lasciava quei buoni. E i cavi matti tirava via e... Penso che mai mi abbia già detto abbastanza. Insomma... E dopo camionista diceva, con chi era col camion? Da Bette. Bette? Sì, vedo Levada, sposavamo Levada, poi stava vedova. E dove eri chi aveva sto camion? Io avevo ritrovato via 33, dico, i passigli, diciamo i passigli, dove era vestire e trevigiane. E dopo sei andato in Africa? Dopo sono in Africa, sì. Era io il 39 e iniziava la guerra, e gli ho dato di Madonna Ona io prima quello in febbraio, e sono stato io qua, nel 39. L'ultima nave che parte per l'Italia dopo non parte più andare dall'Etiopia. Pensavo. E noi che per via della guerra. No, era ancora veniva però. No, è del 39, e poi dopo è del 39 e si sentiva dire insomma che... ma io lo sapevo, e dice se andiamo via adesso... Con chi ero, che ingegnere ero? Parigi ora? No, lui era con Dita a Parigi? Dita a Parigi, era un ingegnere di Adita. Mentre che altra Dita era la Policelli. Puricelli. Da dove era? A mia più che sia E faceva tutte le strade insomma? E sto qua dice, Parigi era un senatore, sto figlio della Troia, e mi aveva bruciato tutte le matite. Fai il boio. Mieri di operai. Come? Non li pagava? Eppure, vedi tu in Italia sì. Ieri spinto sono i là, ieri tutto i regali, sai che sono stato io. E ho detto, ma ne avevo fatto diversamente. Sei stato... Perché ero un senatore? Dopo. Via, sono stato 3 anni quasi in Germania, mi sei con quel po' di bombardamenti che stai, e ancora mi manda a pensione. In Germania quando? Durante la guerra? Dopo sono io a casa, e perché se io lo manso mi dico. Perché dopo in Germania? Perché io sono io a casa da soldato del 39, dico dall'Africa, i miei richiama subito. Era 33 anni. I miei richiama subito. Dico sì, mi ha richiamato e mi avevo presentato, dico sono io che era l'Africa, dico, sono te soldato in esso. Ma non era sotto soldato però? No, ma io ero militare in Italia. Eri militare? Faccio per dire, siamo operaio, ma militare. E lei mi ha stare. E che frattempo con tutto il suo osteria. E in ottobre, in luglio sono da dentro, in ottobre mi manda a richiamare un'altra volta. Non mi avevo presentato, mi avevo presentato dopo un mese. E erano in presa, erano tutti, ieri mandato tutti le fucilazioni, perché non era il capitano che mi prendevano lì. Sono andato a caserme via Regina Margherita. E ieri ero dentro là. E lì fiori, qua siamo in brutto, bisogna andare. Guarda quando che succederà quel giorno, mi vi alerta, prima. Mi volto per fare, guarda il radione. Insomma passa 8, passa 15, passa meglio, ora mi mandava fuori a riprendere le macchine, ora facevo finta di avere buoni a guidare, portate via la macchina qui, mi stavamo a mezzo di Dio, non facevamo lì, io ho fatto di tutte. Insomma dopo un mese mi aveva l'ordine di trovarti una novità, adesso liberi, si liberi i cittadini.
E quindi nel 1999 anche mi fai, io andai a Tripoli, io andai a destra e a sinistra, e dopo un mese mi andai a salire. Come mai? Fortuna. Fortuna. E dopo andate in Germania? E dopo ora per aver paura ancora sono scappato in Germania, sempre operaio. Conoscevo un certo ciò che era l'ufficio collocamento. E osteria qua chi la sa? E allora sa casa femmina, sono andato a una mia sorella che era a Scapola, in servizio a Venezia, e poi trovi pazienza e casa, è così. Era adesso gli sopparoni e ho detto sì Maria per l'amor di Dio, tuo fratello. E ora, questa casa femmina, con femmina incinta, adesso scappa in Germania. Tu che quando te era che è nato tutto dato, là me l'ho fatto bere là, e nel capobanco mi ha fatto per malattia che ho sentito, per parte, sono a casa a battezzare il figlio. Però Zurich, però ho detto, vale, tornato tu, io te mi metti in guai miei. Sono a casa a battezzare il figlio, sta a casa media e posso tornare in Germania troppo. Che non è a casa nessuno di te via. E dopo ora, da così, insomma, che ho visto che la Germania è distrutta quasi tutta, e lo toccavo banco il dato dice, perché ha fatto la guerra quindi di dopo qua proprio conosceva bene Veneto, Venezia, il mio lavoro ben partito anche, e se sta tratta bene, ha detto, gli aveva fame, insomma, la guerra semplicemente, e allora gli ha detto, capendo, diceva, se spiegavamo, insomma, se capivamo abbastanza, e me la in morire a casa tua, che faccio fare? Ti te la casa, non più solo più, perché qua tutta la Germania ha caputo ormai, e infatti. Ecco qui, sono in casa del 41. Visto? Durante la guerra. E non si capisce male. Non so, davanti a poco, non lo per i fascisti poi. Come vi fascisti? Cioè, parliamo australiano. Per cosa vuoi? Cioè, ma no, così che io, perché dopo la famiglia era scuola a Fontane, e io ero stato morivo amico, che io sei, bombardamenti che erano qua. E lui va tenuto su Mi così razionati, mi ho aperto l'osteria, anche perché non mi ha portato via 4 strade. E i fascisti in che senso che lottavano? Cioè, una volta mi capitava ai pattuglie fascisti che la notte battevano il balcone, sai che prendevamo stasera da vigna e Veneto, e ora mi avevo le porte, avevo il balcone e stavo sempre attento. Capitava anche a bomba a mano, quello che sapevo. E allora io davo tutto quello che io avevo. E dopo in ordine mi dire, cosa dico, fra avanti, io, questa coscienza, che dire, se non vuoi pagarmi, e pagavi qualche volta? No, mai. Parli sempre con filosofia, sai. Ma e invece dopo quei partigiani là come è andata a finire? Ah beh, i partigiani anche la storia, perché dopo era lì il parimone anche dopo me avevo trovato il cammino, perché i torna che sono padre di Tonio, ma dico, ma se ti haga su fiore, cosa diventa il padre? Chi si venivano? I partigiani? Sì, i partigiani era l'autista era Giovanni, suo papà, chi che stai dopo... Vettorelli? Vettorelli sì, Sartori? Io sono suo padre Corrado, che è anonimo. Giovanni... Fantone? Fantone. Ah, sì. Ieri di partigiani? Ieri di partigiani, era autista. Giovanni ancora... Chi era? Giovanni e Albino? Albino, sì. Albino no, che là. Niente. Giovanni era forte, che era partigiano forte. Partigiani, ma con che gruppo eri? Con i comunisti, Ma di chi? Chi era? Ma non so con chi che era adesso, non so dirti con chi che era. E so che ora era Toniano, di qua che era squadrista, i casi usati. E Tonio invece sta qui che ne era salvato perché adesso sarebbe un'altra storia. Questo mi interessava. Questo Tonio gli era squadrista? E ora arriva a questo camion e chiappa su tutto vecchio, tutto l'olio, butta su come una bestia, era saltata fuori a me, io era anche il Goyo, era qui sapevo, e tutta la gente. Ma io non mi vergogno, dico, se fosse vostro padre, se tuo fratello è fascista o che cosa entra tuo fratello, tuo buono?
E insomma, oggi Giovanni dice, ti cavolo lì, pensa per fatti, no, penso fatti tu, mi domando come che coscienza che arrivati, mi domando. Era qui e lo aspettava. E dico dopo, Toni Taffarelli, anche che Toni Taffarelli, che ha sposato figlia del Bettetti, beh insomma. E dico, ma io adesso, ieri collabora con i fascisti, e adesso si con i partigiani. Era colori, ma non fascista, collaborava. Colori chi era? I fascisti con i tedeschi no. E dopo era il momento che era battuto, era perché non cantasse, ho partito qui, io la trascinavo fuori da Treviso. Ma colori chi era? I fascisti io la trascinavo fuori da Treviso. Io ho portato contro i tali, e poi i tali io l'ho fatto fuori e buttato dentro sul Signore, proprio io, Ma chi l'ho fatto fuori? Tedeschi, i fascisti. Ah, e gli stessi? Sì, gli stessi. Ah, non i partigiani? No, i partigiani, no. Cioè, la signora Gemma mi i fascisti. Ma praticamente qua, cosa è successo in quei giorni, diciamo, io so che era qua nella zona che ho visto più o meno, no? Dopo il 43, cosa è successo? La gente è scappata a casa chi poteva. Ecco, io i repubblichini era tutto il film, ma adesso sembra a parte che era, ma i partigiani. Questi repubblichini cosa facevi qua in Sant'Angelo? Chi eri? Io avevo fatto 3 casi usati e basta, perché io buttavo via la divisa, sì, la fascista io ho messo la divisa grigio verde. Ma non gli ha fatto particolare? No, questo giovane sta occupato dai fascisti, perché collaborava con loro, e uno aveva la divisa, era in borghese, non capivo. Vabbè, a notte sì, che muoviamo fuori, e Tonio vinse che portava via chi Giovanni che faceva l'autista col camion, e gli era Socchiò, gli era squadrista. Nel frattempo era tutto su osteria, non ero iscritto al partito, non aveva tessere, era quando mi dava licenze se non ero iscritto al partito. Lui mi aveva portato con una rotta e ero in mano delle streghe, io ormai quasi ne facevo, io guarda. E poi lì dentro sto Tonion, Carlo, partite sì. Ma era già che anno? 42, 43? E 30, dopo, sì. Dopo l'8 settembre o prima? Dopo l'8 settembre. E diteci qua dentro lì. Io così, mi dà licenza perché io non so. La avevi fatta però la licenza? Sì, ma era sempre del 39 ora. Adesso parliamo di questo Tonio che dopo i partigiani non si occupava. E loro si quanti si ero fatto io, così. E lì, muoio subito, esattamente muoio subito e allora mi era passato così, mi era iscritto il partito mia moglie e mi tocca pagare tutti gli arretrati. Io avevo solo lì. Dal 39 in poi? Cioè, questo episodio è successo nel 43? Nel 39. Ah, già nel 39. E che frattempo che a Paola... Per avere la licenza? Per avere la licenza. Se no non gli dava la licenza. Ecco, lo capivo. Allora dai mi ha messo cose di croce. E lo torniamo a dire tutto io, tanto a me mi ha fatto del bene. E dopo era un altro, un certo... non era squadrista fatto, qua era foresta, un meridionale. Che eravamo una ventina di tutti da me, più o meno, Marchi, da Pappeluvito, e se eri sul libro nero che gli aveva prelevare. Perché? Perché eravamo sovversivi, no? Secondo i fascisti? Secondo contro i fascisti, guardia forestale, era fascista,
e ora per farsi l'università tutti quanti. Dopo l'8 settembre o prima? Prima, sempre. Parliamo. Prima che io andassi in Germania? Ecco, prima sì, perché parliamo dopo dei partigiani, dopo la guerra dei partigiani. E parlo di Tortognon. E ora, ma adesso per scappare per i campi adesso gente perché avevo paura. E ora non parlare con Tortognon, che ho penso lì. Tutto non succede niente, infatti, morta. Io il momento che fuori i partigiani, ora finiva la guerra, che ho portato via tutto il padre di Tortognon. E poi ho detto, era mio, ho detto perché era, ti che devi collaborare con i fascisti, ti sei con i partigiani adesso. Che là che sei un fascista, un squadrista, sì, no, io sì. E ha fatto quello che ha fatto, affari suoi. Ma quando ha fatto male suoi, ha fatto del bene. Sui casi usati. Ha fatto del bene. E allora era sta libro e Ciappà Soffiole e Ciappà. Dunque dopo Soffiole sta Ciappà, dopo aveva sempre, gli era portato il Pio X. E ora gli ha domandato se ha ascoltato, era già detto, gli ha citato i nomi per testimoniare cosa, se è vero, cosa che gli ha fatto, cosa che gli ha fatto. E ne ha citato me, in 3, che ti l'ha fatto. E allora invece mi ha detto al tribunale, e questo era interrogarmi una volta sul caso tuo cosa ti ha fatto. E allora stai attento, per conto mio che ha fatto del bene, allora il modo di dire che ha fatto così, che altro dice che ha fatto bene. E ora stai attento a Fiorino, dice a sti qua che dice così, ti viene qua e mi dica data, dove e cosa che ha fatto. E così e io fuori. E adesso è qua vivo e vedo. No, è morto poco tempo. Gli ha sempre visto casi usati? Casi usati. Gli ha già condita perché gli ha detto che non staria quel bombe a me. Sei un po' gradasso, insomma. Ecco, era forte, era detto, ma insomma, insomma, grande in Marachè non aveva fatto. No, non aveva fatto. Sto ciondo sì. E era fra le ore, insomma. E collaborava partigiani qui della Pina, con i fascisti, con i falsi fascisti, con i tedeschi, come il Fiore del Musato che lavorava dell'Osco, vabbè, io occupai l'osteria, no? Ma chi? Marziale Musato l'osteria. E lo occupa chi? I fascisti o? Tedeschi, fascisti, perché aspettava il peccato stato. Okay. E invece i partigiani, non era sto... Fanton 1. Fanton, ecco mio. Ma ero prima, anche prima io del comunista, cosa eri? Beh, non è mai basicato adesso per dire il vero, non l'ho mai conosciuto bene. Ma che mestiere facevi questo Fanton? Sempre, stava trattori là, sempre mezzo meccanico. Mezzo contadino. Un poco di tutto. Sempre su che zona? Sempre su che zona. Era conoscevo che prima, era quando ti ho visto col camion così, ho detto che ma io Giovanni, ma io riguardo i casi di roca mia che conosco meglio di questi qua. E quante zona altri partigiani, chi era? Partigiani proprio, non fascisti? No. Tutti quanti si era cavata e cercava di cavarsi nel petto e proprio ma l'hai fatto qualcosa particolare? No, altro che ha fatto che il giro era col camion a tosta gente. Ma che giorno era? Si ricorda? Era gli ultimi giorni, insomma. Gli ultimi giorni era e sul camion chi era? Oltre a sto Tognon chi aveva da torno? No, non si ricorda. Che era gente? Sì, era ancora dell'altra gente. Che aveva tutto su. Sì, che aveva tutto su, ecco, sempre per meglio. Che fine mi ha fatto come il giudice che mi aveva chiamato a testimoniare. Mi ha fatto con chiacchiere anche ancora privati per modo di dire. Ma De Golfetto lo aveva mai sentito, lo sapeva che gli era partigiano o no? Ho sentito che si tu messo l'arma, non era. Dopo? O prima? Non so dirti Fiona. Poi via la storia dell'aeroporto, questo che altro.
Non lo conoscevi, insomma. No, comunque io sì, ho visto le carte, sì, era proprio partigiano, poi organizzati. Sì, non dico niente. Io ho dato l'assalto all'aeroporto, insomma. Fatto. Beh, l'assalto là intervenivo L'assalto. Intervenivo Favoretto che pianè con i tedeschi. Io sai, sta facendo il Don Favoretto. Fino a un certo punto. Perché? Ma chi ha raccontato sta facendo? Il Don Favoretto. Chi che ha raccontato? Qui era il campo. Sì? Sì, siccome che i tenenti era preti sta ragionare, già trovava un uomo democratico che sapeva questo tenente che comandava le batterie e lo va convinto e vatti le vie senza che nessuno gli tocca e infatti è a sé che tutto vada per l'acqua, infatti devi fare i vostri, le vie da qua e basta senza sì, doveva spianare, devastare, ecco il gas salvato. E ora i Gacettani insomma? E i Gacettani infatti stava così, Partigiani ha fatto tutto. Partigiani cosa hai fatto? Niente perché gli altri ha fatto tutto, chi dai via dei suoi altri. Ha fatto i cappelli, che non ha occupato nessuno. Non ha fatto sparatori? No. Tutte montature no, mi domando sì, ognuno dice la sua e le montature io prove di questo fatto sì, prove per tanti perché ero qua a risentire non ero tanto distante perché queste batterie era qua contraeri era qua era tutto il comando veniva fuori dall'aeroporto. E gatta su tutte queste contraeri? Tutto, Caramucci non è stato? No. Qua? Io stavo in paese? Ma non lo so, nei da notte fare combattere, ma dopo non gli ha fatto niente perché era superiore che gli abbia mai tedeschi. Quest'anno è che sparatoria, no? Gli ha tentato insomma. Poi era ombre che li vedeva i tedeschi, era ombre, qualcuno magari capisci? Ma non è stato sti grandi episodi? No, sti valorosi no, che di sappia. Non si va a sentire niente insomma, in osteria che era un osservatorio. Si dà importanza a questa gente, era fatto così, si era fatto tutto fuori, gli ha ammortizzato tutto. Su questo non ho dubbi insomma. Lo dice io che non sei tanto amico dei preti in linea. No, non importa, no, sì, perché io lo dico. No, amico, se io non ero un appassionato di prete, mi tenevo infatti dietro, perché ieri ero prete, e quei capiani che siamo d'accordo, perché anche i capiani di San Giuseppe, io che sono io dico, porca madonna, viene avanti i comunisti, porca di Dio. Non sto attento più al diritto, penso sempre per avanti. Perché mi butto via a tonne, io non mi metto colori, gli avvioni erano altri, perché noi saremo tutti uguali. Venga lì, che io te Mosca. Beh, insomma... Insomma, in questo episodio non avevi sentito dire niente, insomma, di questo campo di aviazione, non è successo? Campo di aviazione non ha conquistato nessuno, io me la sai alle commissioni. Sì, perché non gli deve stare niente, resta intatto tutto. E dopo è stato Magnarie, che io sappia, Magnarie dentro il campo, col passaggio di mano. Beh, te poi magari adesso c'è una roba che spariva. Ma se sentia dire qualcosa? Voci sì, voci di cosa ad esempio? Tutto è sparito. Tutto è sparito. Quando che sono andato via i tedeschi? E prima che arrivasse gli americani praticamente, o anche dopo poi gli americani? O intanto i partigiani? Tutto, tanto i partigiani, là dentro sta sempre l'aviazione, il comandante era sempre dell'aviazione, perché erano i tedeschi, ma erano anche gli italiani gli aviatori dell'aviazione. Dopo stai paroliori un'altra volta dopo, e là dopo comandava nessuno, comandava più partigiani, ti capiamo?
partigiani era più niente da fare, si ne era in torta con Ma ora, chi è che faceva sparire roba? Cioè, no, ma non come persone, ora dove io ho detto che si sentia ste voci, cioè cosa si sentia? Perché ho visto che si trae dal rio come sparire la roba. Cioè cosa sparire? Tutti gli impianti, tutti i macchinari, tutta la roba. Sì, perché ora sai, non si tendeva adesso, come adesso che interessa questo, interessa quello, interessa, se guarda e passano sicura di loro. No, ma se sentiva dire appunto, nel caso ad esempio dell'aeroporto, la sentivo che non gli era successo niente praticamente, se non l'intervento del suo prete, insomma. Favorito, perché ha messo io vado a corare. Ma io lo avevo sentito già all'epoca, insomma, prima che lo decorasse. Sì, c'aveva ancora il lato pratico, e Mario personalmente, ossia, io insieme perché gli ero spiegato che avevo in canonica, ma tu tenente, comandante di quello, era in pieni rapporti. E ora non è stato questi grandi sparatoi? Questi grandi personalità, episodi, no. Perché morti non è stato. Perché i suoi sparatori se li è staccati a morto. No, qua sono, non è morto, altri così mi raccontava appunto amico di sua relazione che ha fatto sul terraio, sul Bolognese. Sulle strade, sul terraio. Bolognese, dopo verso Peseggia del sì, ma qua. Ma qua in Sant'Angelo non è successo. Tu morti, nei tedeschi, perché se ti devi contro di me, mi sono il quarto, te ne coparanga a me, ma perché non... cascare dentro, però mai. No, questo mi interessa, mi era da domandarlo. Questo sta una cosa. È stato tutto tranquillo, insomma. Tutto tranquillo. L'unico fatto è sto giro qui cambio che ha fatto alla fine. Questo giro era da stupidi, da un po' spavalderie, ma non veri partigiani. Perché era meglio qui che era su con i tedeschi perché era fame, perché questo, perché quello, io ho fatto bene, e dopo io ti sta finendo che adesso per fare partigiani e facevo cosa, ma io, accavati che ti io arrivo. Ma io ho detto ori qua, E hai fatto una manifestazione con le bandiere, roba del genere, passai per il paese? Niente. Sì, un po' del Valdoria, sì, per locali così. Poi anche la mia notaria, sì, stavano, stando del Brillo, sì. La gente, cosa diceva in osteria? Questo fatto che era finita la guerra, che era anni, che era fascisti, cosa dicevi? Sto fascismo che europea e poi basta, ecco. Ma adesso qui tedeschi vanno a mangiare a tutti. Come? Perché i vagoni che passavano a Romeno e i casi usati a mangiare per quarti. Sì. Cioè, come si a dire? Sono a Romeno, sono anche a me. Cioè, come consisteva? Perché i tedeschi, qui le guardie dei treni, venivano da me. Era pian piano, si corrompevi. E andai a ombre? Venivano a mangiare, venivano a fumare, a mangiare. Era dove mandavano. Com'è? Infatti era che la sera era il coprifuoco, era in piedi, no? E abbiamo un treno avanti col carretto. I treni erano proprio della strada, treni morti. Troviamo una pattuglia dei fascisti. Le guardie? I guardia Reolio, era che io dietro voti. I miei signori portavano via e ora qua. I fascisti venivano super avanti, caricare il fornito, in casa. Dopo il giorno dopo i capitai, tramite sempre detto, era di andare su. Da me non in casa tua, da teatro è stato, io ho trovato il fornito, sì, ora, i titolari di Arone. Non mi ero passato, mi era dato lui. Ma dai, e tutto il nome ha fatto da me sempre lui. Non capito. Era il braccio duro, era un... Sì, non sta lotte, no, sta un po' di politica, no politica.
Contro, con e contro, se... Ma dopo però qui cosa veniva assata? Dopo parliamo per qua, non si dice, Cattiera-Burgo, là, dai, se va a là, sì, se va a quest'ala. Qua insomma tutto tranquillo? Qua. Questa battaglia qua. Questa era la roba che mi era da smettere.